220 nuovi tamponi, 204 agli ospiti, 16 agli operatori. Se da una parte all'ex caserma Serena di Dosson prosegue il monitoraggio sull'evoluzione del contagio da Covid, dall'altro, dopo le misure cautelari che hanno interessato 4 richiedenti asilo considerati responsabili dei disordini dello scorso giugno, inizia, secondo il gestore, una nuova fase. Da quando sono state allontanate queste persone, ovviamente non tutti i soggetti che si sono resi responsabili, ma quelli che l'autorità inquirente ha valutato passibili di sanzione penale, adesso stiamo lavorando, adesso finalmente riusciamo a fare la divisione, adesso finalmente riusciamo ad aderire a tutte quelle che sono le giuste e corrette impostazioni che ci vengono date dall'autorità sanitaria. E quindi la divisione tra negativi e positivi, la creazione di una palazzina Covid-free che è in corso in queste ore. Ecco, speriamo che si vada verso una normalizzazione di questo fatto. Marinese ringrazia gli operatori che, mettendo a repentaglio anche la propria salute, hanno continuato a impegnarsi in questo difficile periodo. Nonostante insulti, minacce, aggressioni che sono durate oltre 2 mesi, hanno continuato sempre e comunque a lavorare. La nuova facility ha in gestione anche l'ex caserma Zanusso di Oderzo. La prossima settimana la prefettura dovrebbe decidere, in accordo con l'UIS 2, se e quando eseguire uno screening anche in quella struttura. Sono stati fatti vari tamponi nell'arco di questi mesi e sono tutti risultati negativi fino a questo momento. Ora, quella che è la politica sanitaria, ovvero venire a fare ulteriori tamponi o non venire a fare ulteriori tamponi, questo è un argomento scevro dalle mie competenze. Marinese dovrà quindi confrontarsi con il direttore generale dell'ULS 2, con il quale sui controlli all'ex Serena è finita con l'annuncio di una querela da parte di Benazzi. Una volta che ho appreso dei fatti, è giusto raccontarli. Io, se ho offeso il direttore Benazzi per qualcosa, con lui mi scuso pubblicamente. Io sono qui che ringrazio l'attività della ULS. Il mio agire non è mai polemico nei confronti di nessuno.